È innegabile che l'annata in corso sicuramente è una, forse anche la più drammatica a memoria d'uomo. Un 2022 dove temperature e assenza di piogge si faranno ricordare a lungo. Ma soprattutto è un'annata che ci fa capire che il cambio climatico, ormai è inequivocabilmente in atto, non porta con sé soltanto gli effetti della carenza idrica o gli effetti delle elevate temperature, ma nel nostro caso ha aggravato anche l'espressione di alcune malattie, tra le quali flavescenza dorata. Quindi il cambiamento climatico, per quanto riguarda le malattie, in alcuni casi potrà anche essere un vantaggio, vedersi la peronospora ad esempio, ma per altre dovremmo cominciare a capire che queste saranno anche le conseguenze di questo cambiamento climatico. Ma quello che vorrei sottolineare è che l'annata 2022 ha creato veramente un confine a cui non possiamo assolutamente sottrarci tra un periodo prima e un periodo post. Ora ci siamo resi conto che veramente dobbiamo reagire, che la situazione è importante, è drammatica, l'esperienza vissuta quest'anno ci impone di reagire. Finora probabilmente ci siamo affidati alla capacità di adattamento del vigneto al cambiamento climatico, ora dobbiamo mettere in atto delle strategie concrete per mitigare queste condizioni. E allora non a caso siamo presso l'azienda Perlage e alle mie spalle vedete uno dei primi esempi di piccoli bacini, di piccoli laghetti per il recupero delle acque piovane. Tutta quanta l'acqua che cade nei vigneti soprastanti, quindi acqua che cade durante l'autunno, durante l'inverno, la primavera, viene recuperata in due laghetti, uno è un po' più a monte, poi c'è questo qui a valle, ed è sufficiente per 3 interventi irrigui su tutto il vigneto. Quindi questo è un esempio di come probabilmente dovremmo d'ora in poi ragionare, ma non è una cosa nuova, perché anche i nostri nonni, i nostri avi comunque avevano un'attenzione della regimazione delle acque tale per cui di questi esempi era ricchissime le nostre colline. Poi con l'andare del tempo si sono perse un po' queste abitudini, ma pensate che potremmo andare ancora più indietro, 3000 anni avanti Cristo, quando gli egiziani hanno cominciato a portare le viti nei loro territori, rifacendosi all'esperienza dei Cananei, che erano una popolazione della Giordania. Questi cananei si sono trovati a dover piantare le viti in una condizione desertica in cui non erano assolutamente abituati. E cosa si sono inventati? Uno, la pergola, quindi questa forma di allevamento che permette di proteggere i grappoli dal sole, quindi la pergola è sicuro e accertato che ha origini egiziane. E secondo, tutto un sistema di microirrigazione sotterranea, proprio per non disperdere l'acqua per evaporazione, che ha permesso anche agli egiziani di coltivare le viti. Quindi capite che dobbiamo andare indietro, non serve forse andare agli egiziani, ma dovremmo andare a quello che i nostri nonni facevano per arricchire le nostre colline di questi sistemi di raccolta delle acque, un'acqua che sta diventando sempre più preziosa. Però se in questi termini stiamo ragionando a livello aziendale, dobbiamo però anche allargarci ancora di più e cercare di ragionare anche a livello comprensoriale, quindi di interventi più consistenti, ma anche interventi che probabilmente erano già stati progettati 15, 20, 30 anni fa e poi abbandonati, per far sì che la realizzazione di grandi invasi o di condutture che portano l'acqua possano dare sollievo e possano così metterci al riparo da condizioni climatiche che probabilmente o quasi sicuramente saranno molto più frequenti nelle annate future. Ecco, siamo nello stesso vigneto di cui parlavamo prima. Allora, potete vedere che grazie a questa poca acqua che è stata raccolta e che ha permesso 3 interventi irrigui, 2 le settimane scorse e uno oggi, vedete queste viti si notano nettamente gli effetti della carenza idrica, però nonostante siano viti di 3 anni, comunque la foglia è ancora discretamente funzionante, ci sono poche foglie gialle, i grappoli sono ancora abbastanza turgidi, per cui diciamo che anche da questo è un'altra testimonianza che la vite non ha bisogno di tantissima acqua, ma quel po' di acqua bisogna che venga data ai sistemi che abbiamo detto prima di raccolta delle acque, potrebbe, e questa è una dimostrazione, essere sufficienti per sopperire a questi momenti così drammatici.